Corso una prova per 4 anni, 12 al via, 1 Dudeville, 2 diritto d'autore, 3 Dozar, 4 Dio Maiuta Tar, 5 Drion, 6 Diamond Horse, 7 Dr. Adri, 8 Dorotea Trio, 9 Dalida Ban, 10 Diogene, 11 Dolce Vita Col, 12 Diomede del Ronco. Corso sul doppio chilometro, problemi per Dr. Adri che rimane distante. Si parte con veloce Diamond Horse, contenuto però da Drion e anche al suo interno da Dio Maiuta Tar. Dio Maiuta che scende al comando nei confronti di Drion, sbaglia Dio Maiuta Tar. Numero 6 Diamond Horse squalificato. E così Drion al numero comando 4 nei Dio confronti Maiuta di diritto Tar d'autore che è in squalificato. seconda posizione a precedere Diogene, ben partito dalla seconda fila. Numero 3 Dozar in quarta posizione c'è squalificato. Dudeville, di fuori Dolce Vita Col con in scia Dorotea Trio, quindi Diomede del Ronco che prova a puntare in terza corsia, ma intanto Dolce Vita Col va a premere nei confronti di Drion e lo impegna dopo 400 metri comunque svelti sul piede del 30,5. Drion in vantaggio, al suo esterno c'è Dolce Vita Col, in mezzo alla pista Diomede del Ronco, addirittura 14,5 in piegata, si è dato fuoco alle polveri con Diomede che preme in terza corsia per aggirare Dolce Vita Col, Drion che cerca di mantenere la testa, a retta opposta alle tribune passata in 14,2, c'è una frazione addirittura in 28,7 e siamo a molto dall'arrivo, sbaglia Diomede del Numero Ronco. 12 Diomede Così del Drion è Ronco rimasto squalificato. al comando con spesa però notevolissima, ha preso Numero l'ambio 8 Dorotea Dorotea Trio. Trio squalificato, ambio. Il primo chilometro se n'è andato con una frazione in 15,9, è richiesto Drion ma punta in avanti Dudeville che cerca di sorprendere gli avversari sul rallentamento, Dolce Vita Col che continua a rimanere tra i cavalli, si imbocca la curva con Drion che si difende al comando, in mezzo alla pista c'è Dudeville che comprime Dolce Vita Col tra i cavalli, quindi in agguato Dalida Ban che si è avvicinata a fari spenti a 600 metri dalla conclusione, si profila minacciosa alle spalle dei primi, Drion in vantaggio, Dudeville in terza ruota, Dolce Vita Col tra i cavalli, Dalida Ban che attende lì dietro a questi tre che se le sono date di santa ragione, il miglio che se ne va in 2-2 appena abbondante con Dudeville che prosegue in terza corsia, all'attacco di Dolce Vita Col che sta liquidando Drion, Dalida Ban ancora lì alle spalle di questi, quando siamo ormai all'ingresso della retta d'arrivo c'è addirittura 17 per la piegata, sono tutti fermi, Drion che cerca di ripartire, al largo Dudeville, scatta in mezzo alla pista Dalida Ban, Dudeville che passa, Dalida che insiste in mezzo alla pista, viene a fare l'arrivo sullo steccato opposto però, Dudeville si difende, Dalida che attacca, i due perfettamente apparigliati sul palo, 32,8 ad arrivare, c'è 1,18 circa il ragguaglio cronometrico, 2,36 il doppio chilometro, Dudeville che si è difesa dopo aver fatto più di un giro in terza corsia, Dalida Ban che è stata lì in agguato ma in arrivo era al limite di meccanica, Nicola Salacone l'ha dovuta assecondare, è venuta a fare l'arrivo praticamente sullo steccato opposto, vediamo se le telecamere ci aiutano perché live è davvero difficile perché erano molto distanti uno dall'altro i cavalli. Inquadrata Dudeville, compare ora Dalida Ban nello schermo, il palo si avvicina, ne ha bisogno Dudeville, arriva Dalida, micidiale la fotografia, al terzo posto è Dolce Vita Col, davvero impossibile separare Dalida Ban da Dudeville, Nicola Salacone e Vincenzo Torrente che si lottano la corsa, bisogna attendere il verdetto del giudice d'arrivo.